Buongiorno da Porto Tolle, Scardovari, siamo davanti alla sede del Consorzio Pescatori di Scardovari e una nutrita rappresentanza di pescatori stanno manifestando per la difficoltà del comparto, difficoltà amplificata sicuramente anche dall'invasione del granchio blu e sicuramente sta mettendo in ginocchio un comparto importante come la pesca, che implica circa 1500 persone, quindi tantissime famiglie che in questo momento stanno soffrendo per la mancanza del pescato e soprattutto perché non sono state fatte delle cose fondamentali come la semina. Ma voi fondamentalmente cosa chiedete? Stanno seminando ma pochissima roba e perciò avanti di questi passi non ritorneremo neanche nel 2025 a lavorare probabilmente. E qua siamo tutti con mutui, prestiti, contributi da pagare, non c'è uno stato di calamità, non sta venendo avanti niente. Ma il granchio blu è stato la causa o è stato un ultimo tassello di una crisi che fondamentalmente è da un po' che ve lo portate? Diciamo che poverino il granchio blu è arrivato a completare la crisi che c'era già da tempo in atto. Ma il fatto che ci sono pochi pescatori, parlavi tu di 1500 persone che sono nel comparto, però oggi sarete più o meno una cinquantina, come te lo spieghi? Me lo spiego che è ora di finirla con i ricatti e le minacce. Cosa ti aspetti da questo incontro? Mi aspetto una programmazione concreta e parole ne sono state fatte tante, adesso vogliamo i fatti, anzi siamo già in ritardo per i fatti. Che mi dà tanti sorrisi, Anche mi neanche tanta ridere, gente. La situazione la resta quasi uguale. Invariata. Allora, lui dice che vuol mina dividere. Il microfono va, No. Chi vuol mina dividere le marine. Chi vuol mina fare la divisione, lui, però i vuol dare i tocchi alle cooperative. Fermi un attimo. Stai un attimo perché sennò niente. Alle cooperative. La cooperativa, lui dà pagli, reda, tutto da recintare e anche la somma del consorzio. Quanti la cata, che attualmente sono indicata Dopo, in giro. se la vostra cooperativa dice a voi a buttare un'altra 100.000 euro, 200.000 euro di somma, la cooperativa può farlo. Però lui adesso in che momento chi? Né io suonare, né tira mina fuori la scheda della somma, praticamente lui va avanti con le cooperative e lui dice che io sa quasi deciso. Fino ad oggi non hanno mangiato con noi quello che hanno voluto. E cazzo smenghegna di andare a pescare ancora fa prima che i catari orti pronti, praticamente cambierà tutto. Anni, bello Federico. No, fermate. Ben peso. Fermate. Avviene gestione delle cooperative. Alla cooperativa. Aghiamo qui che smeritiamo purtroppo. La cooperativa ha decidere cosa fare. Ma perché al 2000 ogni pescatore da andare a votare cosa fare? E Abbiamo proposto anche tutti purtroppo a firmare. E di una roba davanti e dopo di dritti di un'altra. E in fuori su proposta che il CDA del consorzio metterà fuori su un canale social tutto quel che è in fuori, non i nomi di presidenti che vota a favore e vota contro perché le anticostituzionali scatta di... È giusto che E lui punta su un altro per ripartire con quel discorso lì. Lui punta su un altro che in altri attacchino a lavorare con le cooperative, dare il vongo a lui e lui attacca a ripartire. Eccola là. Comunque vuoi un anno prima della ripartenza. Fermo restando che è di zone che resta tutelata dal consorzio, di tocchi che dà a chi acconsente, alle cooperative che acconsente ad recintarsi e seminarsi, e chi dà parte della semina con cagnasia da prima, quanti la cata, questo è quel che ne fuori. Andrea,
Ti dico quello che ci è stato detto. Sì, ma sappiamo anche con il calibro di elementi che abbiamo a che fare. Allora una cosa giusta hanno detto, che sono 14 e non riescono a mettersi d'accordo Esatto. su 14 Tutte le teste. cooperative, ne fai 3. Allora ditemi, fai 2 cooperative, Scardovari e Pila, basta.